Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale del vostro Marietto Veneziano. Bene, come avete visto il titolo della Sibille interattivi di oggi sono Soletta, lui arriva o arriverà. Adesso noi controlliamo con una bella stesa di 3 mazzetti del solito vostro Marietto Veneziano e vediamo per chi è solo soletto o si sente solo soletto anche se è il compagno, se lui arriva o arriverà. Vediamo un po'. Quindi iniziamo a mischiare le nostre sibille chiacchierine, le nostre 52 belle anime che ci vogliono raccontare se lui arriverà e vediamo cosa ci dicono. Facciamo 3 bei mazzettini, però prima di questo vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti al canale del Marietto Veneziano di Hildegard, se potete farlo, che sarebbe una bella cosa anche per noi, e se magari vi volete fare un bel like nel tubo o anche nei nostri gruppi di Facebook e Telegram. Grazie cari amici, e andiamo avanti con la stesa. Quindi facciamo 3 bei mazzettini, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ecco cari amici, vedete i 3 mazzettini, concentratevi. Alla domanda sono sola, soletta, e lui arriverà. Concentratevi, respirate, sedetevi tranquillamente su una sedia, eventualmente spegnete, fermate anche il video e concentratevi sul mazzetto numero 1, sul mazzetto numero 2 o sul mazzetto numero 3. Alla domanda sono soletta, lui arriverà. È una domanda introspettiva perché magari uno si sente soletto anche se magari è sposato o ha un compagno, e quindi alla domanda lui arriverà. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Iniziamo con il mazzetto numero 1. Vediamo cosa ci dicono le sibille chiacchierine se lui arriverà. Mercante, morte, il nemico, fedeltà, dispiacere. Vediamole ancora un po' assieme per vedere bene queste carte. Mercante, morte, il nemico, fedeltà, dispiacere. Allora, penso proprio che con queste carte, col mercante è una persona, perché purtroppo il mercante con finale dispiacere, vediamo che non è una persona nei prossimi tempi, nei prossimi futuri, che chiunque arrivi sia interessante, perché vediamo mercante, morte, ci saranno uno squilibrio, un cambiamento, ci saranno dei nemici, quindi questa persona che noi pensiamo in questo momento che sia lui che debba arrivare sarà un nemico, lavora contro di noi, anche se ci potrebbe sembrare che sia una persona fedele, ma ci porterà a dispiacere, perché vedete mercante e dispiacere, tutto quello che è dentro nella stesa purtroppo non è positivo, anche perché vedete la morte, il cambiamento e il nemico insieme fanno veramente qualcosa di disastroso. Quindi penso che la prima stesa del primo mazzetto dovete ancora aspettare un attimino, perché se siete soletti è meglio che aspettate, perché quello che sembra che arrivi non è positivo. Vedete morte, nemico, dispiacere in chiusura, molto negativo. Quindi il primo mazzetto vediamo che non è proprio dalla nostra parte. Vediamo il secondo mazzetto, sempre la domanda sono soletta, lui arriverà. Leggerezza, costanza, belvedere, superbia e consonante sorpresa. Ecco, qui invece nel secondo mazzetto, la seconda stesa, vediamo veramente qualcosa di bello, perché all'inizio sembrava qualcosa di leggero, però con la costanza e la vostra perseveranza vediamo questo muro che taglia dietro la superbia, dietro il pavone che dà sempre benessere, e finisce con consonante sorpresa. Quindi quello che noi pensavamo fosse solamente una passeggiata, qualcosa di leggero, in realtà è proprio quello che sta arrivando, perché ci dà una consonante sorpresa, perché noi siamo state delle persone costanti, e quindi attendiamo che cosa? Qualcosa di orgoglioso, qualcosa di buono,
che ci porterà a una consonante sorpresa, quindi avremo una riuscita. In questo caso qui il mazzetto numero 2, le sibille ci dicono che avremo una consonante sorpresa. Abbiamo iniziato con leggerezza, quindi qualcosa di leggero, qualcosa di insipido, che pensavamo fosse una toccata e via, toccata e fuga. Invece con la nostra costanza e notizie di persone che sono in arrivo con Belvedere, vediamo che chiude consonante sorpresa, quindi molto positivo il secondo mazzetto della stesa delle sibille del vostro Marietto. E adesso vediamo la terza stesa, cosa ci dicono le nostre sibille chiacchierine. Militare, dottore, artista, la matrice e giovane fanciulla. Ripetiamo bene, vediamolo insieme: militare, dottore, artista, la matrice e giovane fanciulla. Qui la situazione parte molto bene, perché il soggetto militare, quindi una persona molto in un certo senso dura, ma anche riservata. Poi vediamo il dottore, che è una persona che vuole cambiare, vuole migliorare, quindi questa persona verrà in un modo duro, ma sarà praticamente avrà un cambiamento e diventerà praticamente una persona da duro. Dopo il cambiamento diventerà una persona poliedrica, piena di qualità, piena di voglia di cambiare, di in un certo senso instaurare qualcosa di veramente positivo. Voi chiaramente come amatrice giovane fanciulla avete sì, come si suol dire, un attimino di sbilanciamento, però lui con l'artista vi farà capire che è la persona che state aspettando. Quindi partendo da militare, che è una persona con una forza fisica, dei segreti, molto rude, avrà un cambiamento, e l'artista è il simbolo di grande ingegno, di caparbietà, di estro, quindi parte come militare, cambia, diventa qualcosa di spettacolare, e voi che lo stavate aspettando siete un pochettino, come si suol dire, in afflizione, ma la stesa è positiva per via di questo cambiamento militare e artista tramite il dottore. Quindi nella terza stesa si può dire che la cosa è positiva, avrete solamente qualcosa che vi riempirà, vi darà quella soddisfazione per tutto il tempo che lo avete aspettato. Bene, cari amici, detto questo, rifacciamo un piccolo riesame della situazione per vedere come sono andate queste tre stese. Dal titolo "Sono soletta, lui arriverà". La prima stesa è estremamente impegnativa e negativa, la seconda stesa molto positiva, e la terza stesa è qualcosa che a noi ci sembra che sia partito male, ma finirà veramente positivo, perché il soggetto da militare diventerà un artista e farà uscire il suo estro. Quindi il primo mazzetto no, secondo mazzetto molto bene, il terzo mazzetto grande sorpresa, perché alla fine si rivelerà qualcosa di positivo per noi. Bene, cari amici, anche per questa stesa delle sibille interattive il vostro Marietto finito. Vi chiedo se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di YouTube di Hildegarda e del vostro Marietto veneziano, e di venirci a trovare nei gruppi di Facebook e di Telegram, e le link sono qui sotto in descrizione. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!